La pizza napolitana quando è nata? È benedetta chi l'ha inventata. La fritta con cicola, proprio le ricotte si mangia la mattina, verso l'otto. A moglie me la piace la marinara, è fatta con la recata, aglio e uoglia. Ngoppa la pizza, tutto si squaglia, e se non si sta accorto si sporca pure la maglia. E i figli miei poco vanno a impazzire, perché semplicemente è fatta così. Salame, ricotta, funge, che saccia, mozzarella, prosciutto, formaggio, ma che la carinda cemietta, uè, 4 morse. E subito la ricetta. La margherita, che è più saporita, è fatta con la pommarola, vaso Nicola e fiore di latte. Ma la fanno pure a metà. 3, 1, 2, 3, che ti senti più felice in un re. La pizza è una cosa sfiziosa, è prelibata, e per tutto il mondo porta a nominata. Ma tu puoi girare tutti i paesi, tutte le città, che se tu veramente ti vuoi consolare, Gennaro, la vera pizza a Napoli te la porta a mangiare. Senti un po', Gaeta, ti è piaciuta la poesia? Bellissima. Bellissima, È emozionante, bello, quando si parla della pizza mi emoziona. È del mio carissimo amico Massenzio Caravita, poeta, me l'ha voluto delicare, Ti aspetto qua per una pizza. Bravissimo, Massenzio, sei un genio, sei grandissimo, un bellissimo e grandissimo poeta. Salutiamolo, ti aspettiamo qua per una bella pizza margherita, ce la mangiamo insieme. È un piacere. Abbiamo concluso questa conferenza stampa in modo divertente e in modo scherzoso. Bene. Arrivederci.